4 classi a casa tra quarantene e monitoraggi, record nella Marca, il dato 3 volte superiore a quello delle altre province, un positivo su 4 nella Marca è uno studente, nelle ultime 24 ore oltre 4.200 casi. Tamponi su prenotazione a partire da giovedì sul nuovo sito della Regione Veneto, convenzioni aperte con San Camillo, Monastier e Bios per gestire la mole di lavoro. Usura ed estorsione con metodo mafioso, inchiesta della Procura di Venezia e della Guardia di Finanza. Le vittime, imprenditori in difficoltà economica, c'è anche un kosovaro residente nel Trevignano. Dramma Pasiano di Pordenone, 77enne di Fontanelle cade dall'escavatore mentre sta pulendo l'argine dell'Ivenza lungo un campo, rimane schiacciato dal mezzo, l'uomo è gravissimo. A processo per guida in stato di ebbrezza il paladino della sicurezza stradale Andrea Dan, la notizia desta sorpresa, ma il diretto interessato si difende alla guida, non c'ero io. Attesa per il DPCM del governo sugli esercizi nei quali per entrare bisognerà esibire il Green Pass, stavolta non sarebbero esentati i tabaccai, per noi è una complicazione. Fine del blocco degli sfratti in vigore negli ultimi 2 anni a causa della pandemia, sono circa 700 nella Marca le famiglie morose che rischiano di dover lasciare la casa. Una card per l'accumulo di credito da spendere in negozi e locali della città per sostenere il commercio, Casugana lancia la Treviso per te card. Ben ritrovati, questo è TG Treviso e come avete sentito partiamo dalle classi che attualmente sono a casa perché sono tantissime, pensate 3 volte quelle delle altre province come Padova e Verona, 1824 le classi a casa tra monitoraggi e isolamento e poi ci sono anche i numeri dei centri tampone, la sede dell'ex dogana sarà aperta fino alle 22 e poi si partirà con le prenotazioni da giovedì, tutte le novità dell'ULSS 2. Treviso tocca il record della provincia in Veneto con il maggior numero di classi in quarantena, addirittura 3 volte il numero calcolato per Padova e Verona, 600 nel Padovano contro le 1824 della Marca. Di queste 507 sono quarantene, 174 monitoraggi, 841 studenti in autosorveglianza, 102 divisi tra quarantena perché non vaccinati e monitoraggi. Un primato che va a pesare su contact tracing e refertazione, ulteriormente penalizzati dall'assenza di almeno 140 operatori, sempre nel Trevigiano, ad oggi ammalati. Nella bilancia dei numeri conta però il dato sui sintomatici. Sui 10.000 tamponi fatti, 4.200 i positivi trovati ad avere sintomi soltanto in 624. Noi abbiamo numeri altissimi, 1.800 classi, questo comporta evidentemente una fatica indubbia da parte dei nostri operatori che ringrazio ai Covid Point, a chi fa il tracciamento e ovviamente anche purtroppo, e mi scuso qui cittadini, lunghe code per andare a fare i tamponi. Le positività sono ancora tante, ma c'è Omicron, quindi questo è abbastanza facile da prevedere. Sicuramente mi auguro che poi si vada a scemare, ovviamente vadano a scemare i contagi. Il paragone con il 2020 rivela la forza di Omicron. I positivi sono oltre 2.200 su 100.000 abitanti, 9 volte di più rispetto allo scorso anno. E così arrivano i rinforzi. Chiuse le convenzioni con San Camillo, Laboratorio Bios e Clinica di Monastier, che diventeranno punti tampone accreditati per snellire il servizio in dogana che ora apre fino alle 22. L'ULSS punta però ad allargare ancora di più le maglie degli orari, ma serve personale. Intanto slitta a giovedì l'attivazione del servizio di prenotazione con ricetta medica del tampone attivo sul portale della Regione, al quale già altre province come Venezia si stanno appoggiando. Noi ci auguriamo che adesso con la nuova organizzazione della Regione, la piattaforma, da giovedì in poi si possa prenotare. Sicuramente noi andremo a ampliare l'orario di Covid Point portandoli dopo le 22 di sera. Afflussi e punti tampone quanto mai diversificati. Guardate, questa è la fotografia, la situazione dell'ex dogana alle 19 di questa sera. Ecco perché da qui l'importanza della prenotazione proprio per poter spalmare nei diversi orari della giornata tutto l'afflusso delle persone, delle famiglie che si presentano per fare il tampone. E poi c'è un altro tema, quello dei medici di base. Sono pochi, altri ne andranno in pensione e poi ci sono i disservizi nelle zone di Godega di Sant'Urbano, San Fior e Codognè. Si è occupato di questo l'ULSS 2 oggi con un punto stampa.
Occhi puntati su 2 medici di base per i quali l'ULSS 2 potrebbe valutare anche vie legali. I loro nomi sono contenuti in questo faldone, insieme ad altri, in cui sono annotate decine e decine di segnalazioni di cittadini. Lamentele di disservizi, sostanzialmente ritardi nelle prescrizioni, appuntamenti fissati addirittura a 4 settimane dalla chiamata, medici spesso introvabili. Una situazione arrivata sul tavolo del sindaco di Godega di Sant'Urbano che ha portato l'ULSS quest'estate alla sofferta decisione di sciogliere la medicina di gruppo integrata Medinflor. Ora, per assicurare continuità assistenziale ai cittadini, l'ULSS ha annunciato attraverso una conferenza stampa l'imminente arrivo di un nuovo medico a Godega, uno a Codognè e un sostituto a Sanfior. Noi abbiamo sempre lavorato come amministrazione affinché queste lamentele venissero attraverso i canali istituzionali, quindi nostro, trasmesse all'azienda sanitaria e quindi potessero essere oggetto di attenta valutazione. Un punto stampa in cui il DG Benazzi non ha nascosto la sua amarezza per la situazione. Una rondine non fa primavera, se un medico si comporta male sicuramente va stigmatizzato, ma questo non vuol dire buttare la croce su tutti i medici che lavorano bene. Una situazione figlia del pensionamento al 2021 di 78 medici di base, cui per certo se ne aggiungeranno altri 11 nel 2022, se non di più. Molti hanno scelto il pensionamento anche a causa del Covid. È stato molto faticoso, l'ho visto sia per i colleghi ospedalieri che per i colleghi medici in generale. È stato molto difficile gestire la pandemia, gestire i pazienti. Ho visto che per molti professionisti è stato veramente pesante. Dalle USCA potrebbero liberarsi a fine emergenza 60 medici pronti a prendere servizio nella continuità assistenziale. Intanto la nuova DGR della Regione, che apre a 1.800 pazienti per medico, servirà a garantire il servizio a tutti. Alcuni medici hanno già accettato di fare questo sforzo. Molti hanno paura, dobbiamo affrontare le cose, l'aspetto psicologico, oltre che quello burocratico e clinico, diciamo, ecco, e questo ha ulteriormente aggravato la mole di lavoro del medico di famiglia in genere. Quanti ne ha? 1840 circa. E per quanto riguarda la carenza di personale nelle strutture sanitarie, l'allarme è lanciato anche dall'Ordine degli infermieri. Sentite. Da 2 anni in prima linea nella lotta al Covid, con la quarta ondata sono giorni difficili per gli infermieri. Alla carenza cronica di personale si aggiungono nelle corsie le sospensioni dei non vaccinati. Il numero esatto nella Marca è difficile da calcolare, ma comunque molto elevato. Siamo partiti da 900 che sono inadempienti, piano piano, insomma 20 al giorno, vediamo che cambiano. Però il problema qual è? Che noi non siamo in grado di sapere se a queste persone manca solo la terza dose o manca completamente il ciclo vaccinale. L'Ordine degli infermieri di Treviso ha provveduto alle sospensioni dal servizio. Sospesi ad oggi ne abbiamo sospesi 142. Però nella piattaforma, ho guardato questa mattina, insomma il numero è un po' sceso, siamo intorno agli 800. Ancora con il semaforo rosso che mi indica che l'iscritto è inadempiente. Non possiamo pensare di sospenderli tutti 800 perché manderemmo in tilt la sanità e non abbiamo neanche la capacità amministrativa di poterlo fare. Un po' alla volta stiamo prendendo in mano e inviamo le lettere, perché sono numeri enormi. Una situazione che sta diventando sempre più difficile. Sia per il personale che rimane comunque in servizio, che ormai è stremato, perché veramente c'è un livello di tensione abbastanza densa. E dall'altra siamo preoccupati comunque di non riuscire a garantire a tutelare il cittadino. A questo si aggiunge la frustrazione per i pazienti Novax ricoverati che rifiutano le cure. Siamo sempre pronti a curare tutti, a cercare di convincere e di spiegare che quella è la cura migliore. Certo è che poi se il paziente è convinto e non riusciamo a fargli cambiare idea, dobbiamo anche arrenderci, ma questa è la cosa che crea molta frustrazione, non riuscire a salvare i pazienti.
Intanto in Veneto torna l'incubo 'ndrangheta. Ci sono 4 arresti, tra questi c'è anche un kosovaro residente a Trevignano. Noi abbiamo necessità che gli imprenditori, che coloro che hanno problemi, coloro che sono avvicinati dalla criminalità organizzata parlino, siano disponibili a individuare e a consentire delle indagini. I processi li stiamo facendo, i processi stanno portando anche a condanne importanti a Verona, a Padova e a Venezia. L'appello del procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi segue i 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa di estorsione e usura in concorso con metodo mafioso, che chiamano ancora una volta in causa l'organizzazione 'ndranghetista Grande Aracri e il cosiddetto gruppo bolognino. Un'indagine che a Venezia aveva già portato a 116 anni complessivi di condanna per più di 30 indagati processati con rito abbreviato, e a Padova a 77 anni di carcere per il gruppo di testa dell'organizzazione composto da 7 persone. Nell'operazione di Carabinieri e Finanza anche diverse perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Le vittime sono imprenditori cui sarebbero stati applicati tassi di interesse anche superiori al 200% all'anno. Purtroppo è la solita emergenza che noi troviamo sempre di più in questa indagine. Si tratta di soggetti imprenditoriali, di imprenditori in crisi, che vengono contattati o contattano direttamente questi elementi della società criminale per ottenere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono ottenuti, però poi si apre un sistema di usura che l'imprenditore non riesce più a seguire, con quello che ne segue. Nell'indagine spicca il caso di Villa Ducale, un immobile da 2 milioni di euro sull'isola di Mazzorbetto, nella laguna veneziana, ora sotto sequestro preventivo, che secondo la ricostruzione il proprietario sarebbe stato costretto a cedere agli indagati poiché non più in grado di soddisfare il pagamento dei crediti. Sono state delle intimidazioni molto gravi anche. Adesso le intimidazioni sono sempre gravi, sono sempre violente, perché intervengono su soggetti, su parti offese che non sono aduse a comportamenti di questo tipo e che si trovano in difficoltà. L'indagine è completata o prosegue? Ci saranno altri sviluppi? Le indagini proseguono sempre. Gli arrestati sono Antonio Genesio Mangone, calabrese residente in Emilia-Romagna, ex braccio destro dei pluricondannati Michele e Sergio Bolognino, già in carcere a scontare 16 anni e 6 mesi per una lunga serie di estorsioni con metodo mafioso tra Padova, Vicenza e Venezia. Giulio Cuman, 69enne di Schiavon, in provincia di Vicenza, e il figlio Bernardino, rinchiusi nei carceri di Tolmezzo e Voghera, e Shaila Illir, un imprenditore di origini kosovare residente a Trevignano, in provincia di Treviso. A Pasiano di Pordenone ora, dove un 77enne di Fontanelle è stato travolto dall'escavatore che stava pulendo, mentre stava pulendo l'argine della Livenza nel tratto lungo il campo del Cune Ramaglie, è stato appunto travolto dal mezzo che si è ribaltato forse per una manovra errata. È stato subito scattato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco e il SUEM. Il 77enne ha riportato un forte trauma toracico, una ferita alla gamba rimasta incastrata dall'escavatore. Si trova ricoverato all'ospedale di Udine. A processo per guida in stato di ebbrezza il paladino della sicurezza stradale Andrea Dan. La notizia desta sorpresa, ma il diretto interessato si difende e dice: alla guida non c'ero io. A processo per guida in stato di ebbrezza Andrea Dan, il presidente dell'associazione Manuela, che da oltre 20 anni si batte per la sicurezza stradale. In mattinata è in tribunale l'udienza filtro del procedimento a suo carico riferito a un incidente dell'ottobre del 2018 a San Vendemiano, quando la sua auto finì fuori strada. Per la Procura della Repubblica al volante ci sarebbe stato lui, ma Dan, da poco rientrato da una lunga marcia a Roma sempre in nome della sicurezza, sostiene invece che a guidare fosse un 27enne di Miane di origini marocchine, il quale però nega. All'udienza odierna hanno rinviato il procedimento a gennaio del 2023. A quella data verranno sentiti i testi e cercheremo di provare ciò che da sempre è stato sostenuto dal signor Dan, ossia che non era lui alla guida dell'autovettura, bensì un altro soggetto di cui ho chiesto la citazione a dibattimento affinché venga a fornire la sua versione dei fatti. Dan, che non ricorda neppure di essere salito sulla vettura ed esclude di averlo fatto mettendosi alla guida, cercherà dunque di provare di aver viaggiato sul sedile del passeggero dove è stato trovato incosciente. Ai vigili del fuoco hanno ritrovato il signor Dan incarcerato, così scrivono, nel lato passeggero, e anche la deposizione resa all'epoca nel corso delle indagini preliminari da una persona che viveva lì, che ha sentito l'urto, il sinistro,
e che ha visto il signor Dan nell'altro passeggero e un'altra persona che andava su e giù con la macchina con lato guida diciamo libero, e quindi per la presunzione sia che fosse quella persona che aveva appena guidato e causato l'incidente. Si è trovato con l'automobile in bilico su un dirupo, una disavventura per un dipendente Enel a Valdobbiadene. L'uomo stava andando ad effettuare delle letture di contatori in una zona impervia vicino a Pianezza, nei pressi di Malga Domion. Ad un certo punto si è trovato in una stradina così stretta da diventare non percorribile ed ha tentato così l'inversione di marcia. Durante la manovra l'auto si è impantanata ed una ruota posteriore dell'auto aveva perso aderenza verso il dirupo. Il tecnico è riuscito a scendere dal mezzo e a chiamare i vigili del fuoco che usando un argano manuale hanno messo in sicurezza l'automobile. Cambiamo decisamente argomento. Dal 1° febbraio obbligo di controllo del Green Pass all'interno dei negozi, pare anche nei tabacchini. I tabaccai sperano però di ottenere un esonero. È una perdita di tempo, una seccatura. Secondo me è sbagliato perché tabaccheria non è un luogo di iperaffollamento. Mettono le mani avanti i tabaccai, considerati essenziali e rimasti quindi sempre aperti da inizio pandemia, questa volta tremano di fronte alla prospettiva, quasi una certezza, di doversi adeguare al decreto in vigore dal prossimo 1° febbraio che impone a tutti i negozi di dover controllare il Green Pass ai propri clienti. E nelle ore in cui a Palazzo Chigi si sta ultimando la lista degli esercizi esonerati dall'obbligo, è la Federazione Nazionale della categoria a farsi sentire. Nelle tabaccherie italiane entrano ogni giorno 13 milioni di persone. Sarà un vero problema controllare il Green Pass ad ogni cliente. Per questo speriamo che il governo ci ripensi, dice il presidente Giovanni Risso. E che si tratti di uno scoglio soprattutto organizzativo lo sostengono gli stessi tabaccai, quasi sempre da soli dietro al bancone, che quindi dovrebbero lasciare sguarnito per controllare i clienti all'ingresso. Ho troppa affluenza per domandare a tutti il Green Pass, è una perdita di tempo. Stanno lì, ognuno che entra chiede scusa del Green Pass, poi vai di qui, diventa un casino totale. Già dobbiamo far entrare una persona alla volta. Dover anche controllare il Green Pass diventerebbe un po' più problematico, si allungherebbero le file. Oltre che complesso, anche inutile, sostengono. Secondo me bisogna farlo nei luoghi di iperaffollamento dove c'è tanta gente al chiuso, lì sì. In tabaccheria non c'è affollamento. Si prende le sigarette, prende un gratta e vinci e se ne va fuori. Cioè non è che staziona come supermercato, come negozio di abbigliamento che deve guardare, riguardare. Vero che in alcune rivendite i clienti si fermano più a lungo per giocare ai videopoker, ad esempio, motivo per cui varrebbe la pena distinguere ulteriormente obblighi ed esenzioni. Quelle sì, perché stazionano, cioè su persone dove stazionano in negozio, ma io non ho le slot, cioè bisogna differenziare la cosa. Giovedì entra in vigore l'obbligo di Green Pass nei locali che offrono servizi alla persona. Una esercente di Ponzano ha ricordato questo nuovo obbligo sui social network ed è stata insultata. Complimenti davvero, collaborate alla diffusione di una tessera discriminatoria in un luogo come il vostro non verrei mai, io come altre persone che non accettano alcun tipo di discriminante e distinzione, proprio come affermato dalla nostra Costituzione. È solo uno dei diversi commenti che si leggono sulle pagine social di questo salone di bellezza di Ponzano. Reazioni ad un post pubblicato dalla titolare qualche giorno fa per ricordare ai propri clienti quello che accadrà dal prossimo giovedì. L'obbligo cioè di esibire il Green Pass all'ingresso, qui come nel resto d'Italia. Un semplice promemoria, insomma, in grado però di far ribollire l'animo e la tastiera dei contrari, seguendo un copione già visto. Vantati pure che ci vuole lasciapassare per venire nel tuo salone. Brave, fate tutte così che ci riduciamo in dittatura, si legge qui. Altri commentano copia incollando vecchi post dei propri guru di riferimento, come questo che ripropone ancora una volta l'assurdo accostamento fra leggi razziali e Green Pass. Secondo noi è un insulto, anche se loro esplicitamente non ci insultano, come dicono nelle risposte successive, però noi quello dobbiamo far rispettare e se questo è quello che dobbiamo fare, noi seguiamo questa linea, insomma. Cerchiamo di non andare contro le leggi, anche perché dobbiamo comunque lavorare tutti. Quello dei Green Pass glielo chiedo giusto per, da quello controlliamo quando arriva. Sapeva già che dovrà esibire il Green Pass non appena entra all'interno del salone, ha detto sapevo già e di conseguenza nessunissimo problema.
barbieri, parrucchiere, estetiste, professioni duramente colpite nei primi lockdown, ma da diversi mesi ormai abituate a seguire rigide regole igieniche pur di poter restare aperti. Per loro il Green Pass è una fatica in più, ma tutto sommato gestibile. Le persone suonano prima di entrare, le accogliamo, togliamo i cappotti, imbustiamo le borse e nel frattempo che imbustiamo le borse controlliamo il Green Pass. Incassate le critiche e rimbalzati gli insulti, si guarda avanti. Noi andiamo avanti per la nostra strada e chi vuole ben accetto, chi non vuole ci sono altri modi per poter essere belli. E poi c'è anche la fine del blocco degli sfratti. Nella Marca sono 700 le famiglie che rischiano di restare senza una casa. Parliamo all'incirca di un 700 famiglie sotto sfratto. Il 31 dicembre è scaduto il blocco degli sfratti imposto dalla pandemia e per centinaia di famiglie della provincia di Treviso si è rimessa in movimento la procedura delle esecuzioni forzate per morosità. Situazioni difficili e talvolta drammatiche, specie quando siano coinvolti anche dei minori. Un problema annoso, denuncia il Sunia, che il blocco degli ultimi 2 anni ha solo posticipato, ripresentando ora il conto aggravato dal numero di tutti coloro che in questi 24 mesi non sono più stati in grado di pagare affitto o spese condominiali. Quindi il problema diventa il classico da una palla di neve una valanga e noi adesso siamo a questo punto e purtroppo le soluzioni appunto sono continuamente demandate a degli interventi emergenziali, spesso sono dei contributi che fortunatamente nell'ultimo periodo sono aumentati, ma sono soltanto una goccia nel deserto e che appunto nel loro carattere di emergenzialità non determinano delle situazioni e degli interventi strutturali. E al problema degli sfrattati si aggiunge quello dei proprietari che non riscuotono il canone ma devono pagare tasse e spese condominiali. Spesso, specie nel nostro territorio, si tratta di piccoli proprietari, magari anziani, che hanno investito i risparmi di una vita in una seconda casa. Spesso questa piccola rendita serve magari per affrontare spese di altro tipo, serve magari per aiutare i figli o i nipoti nella vita e quindi ci troviamo con 2 problemi, perché anche questi piccoli proprietari si vedono tolto un reddito sul quale potevano contare. Siamo alla politica, dal caso D'Area al caso Bano, restano forti le tensioni in casa Lega, mentre nella parte del territorio ovviamente si alza a gran voce la richiesta dei congressi. Se ne è parlato ieri sera a Ringa. Non c'è più il patto dell'arancino, com'è che si chiamano quelle cose lì, o ogni volta gli incontri. Oggi c'è diciamo, il terzo tempo del rugby, perché devi sapere Mario Conte, Alberto Villanova e non so quanti altri, anche Tony D'Area, insomma si ritrovano tutti alle partite del rugby, quindi insomma anche lì probabilmente è luogo in cui discutono. Ho detto niente di sbagliato, Villanova? No, sono andato a vedere la prima partita del Benetton dopo una vita e mi avete beccato subito, quindi... Prima la mischia, poi la meta. Anche gli spalti di una partita di rugby possono diventare terreno fertile di strategia? Pare di sì. Chiedere per conferma alla Lega, o meglio all'anima territoriale di quel Carroccio che vive in queste settimane le tensioni più forti che si ricordino dai tempi del caso Tosi. Richiami ufficiali, scontri a mezzo stampa, venti di espulsione. In mezzo nomi che pesano. Tony D'Area per le sue esternazioni sull'ambiguità di Salvini e Marcello Bano per l'insoddisfazione evidente di un candidato sindaco calato dall'alto nella partita delle elezioni di Padova. In un periodo come questo parlare subito di espulsione di provvedimenti disciplinari in qualche modo va ad aumentare la tensione, va a aumentare quelli che possono essere i dissapori. Nulla di ufficiale ancora, ma che il mal di pancia sia forte è evidente a tutti, come chiaro che verranno prima o poi al pettine i nodi dei mancati congressi più volte richiesti a gran voce. Il Covid li ha resi difficili, ma alla base questa giustificazione non basta più. Villanova non è l'unico in questi giorni a ricordare su Facebook con orgoglio i 42 anni della nascita della Liga Veneta e non è difficile comprendere come, al netto di dichiarazioni costanti di unità, la divisione sia netta. Da una parte la longa manus di Salvini e della Lega Romana con il commissario regionale Alberto Stefani spalleggiato dai parlamentari veneti. Dall'altra la Lega dei sindaci, degli amministratori, dei territori, quelli che spesso si trovano in disaccordo con le decisioni del federale e che spingono per Roberto Marcato come sindaco di Padova o meglio ancora come futuro segretario regionale. Una partita delicatissima nella quale viene a mancare, causa Covid, pure il contatto con i militanti.
grandi momenti di ritrovo con i militanti, dalle cene a quelli che sono gli incontri nelle sezioni, nei direttivi. Questo non è avvenuto negli ultimi 2 anni e probabilmente la cinghia di trasmissione dal territorio è un po' venuta meno, ma per questioni oggettive di Covid e di possibilità di trovarsi. I commissari hanno fatto un grandissimo lavoro, un lavoro molto difficile in questo periodo di emergenza, e quindi è logico che comunque ci siano delle tensioni che magari non trovano lo sfogo che abitualmente ci sarebbe nel nostro partito. Ora vi raccontiamo una nuova iniziativa del Comune di Treviso per sostenere il commercio. Quella che era la gift card, cioè una carta dedicata al regalo e quindi utilizzata principalmente in periodo natalizio per le feste, diventa oggi un elemento strutturale di consumo della città di Treviso, agganciato però a un ritorno. Si basa su un meccanismo di accumulo di credito da spendere nuovamente poi nelle attività economiche e artigianali della città, la nuova Treviso per te Card, l'iniziativa del Comune con il distretto Urbecom per premiare chi spende in negozi e locali di centro e quartieri. Non si vive di soli eventi. Non bisogna vivere di soli eventi, ma bisogna utilizzare gli eventi perché generino degli elementi di virtuosità anche per il resto del commercio. Sicuramente questo è un periodo difficile per le famiglie, difficile anche per le piccole attività, e anche questa idea dell'autoricarica di questa card sicuramente un po' di sollievo a qualcuno, a qualche attività, a qualche famiglia, a qualche persona sicuramente lo può portare. Di plastica o virtuale la card sarà utilizzabile già dal mese prossimo. L'amministrazione ha deciso di coinvolgere anche le medie strutture di vendita, vale a dire i supermercati. Fare la spesa potrà dare credito per andare dal parrucchiere piuttosto che a bere il caffè. È sufficiente entrare nel sito trevisoperte.it, registrarsi, verrà immediatamente emessa una card digitale che può essere scaricata attraverso un'app che si può trovare sull'Apple Store o sul Google Play Store. In fase di iscrizione sarà possibile decidere di destinare una percentuale del premio a un'associazione culturale, sportiva o benefica del territorio, che riceverà così un contributo mensile. Sulla card e sul materiale informativo, infine, i colorati cuccioli degli alcuni che richiamano l'attenzione al mondo dei più piccoli. Questo deve essere veramente il motivo per cui questa carta si deve distribuire in tutta Treviso, fare in modo che le persone che vengono a Treviso possano in qualche modo capire, anzi capire in maniera precisa, che a Treviso si lavora per i bambini, hanno la possibilità di incontrare 1000 attività, 1000 iniziative che parlano proprio a loro. Vi aspettiamo! Siamo alle notizie di Belluno. Anche con la pagina bellunese dei nostri notiziari apriamo con il record di contagi da Covid. Anche qui le scuole in affanno con 202 classi prese in carico. La scuola è un ambito che sapevamo prima che riprendesse l'attività avrebbe manifestato la sua complessità. Ci sono anche regole per le quarantene in ambito scolastico non semplicissime. 202 classi prese in carico, cioè con almeno una positività nell'ultima settimana, 79 classi in quarantena per un totale di 1370 studenti con una prevalenza diffusa fra i nidi e le scuole dell'infanzia e gli istituti secondari di primo e secondo grado. Una casistica crescente e non semplice da gestire. Un caso, 2 casi, 3 casi, mettere insieme tutto questo, vaccinato, non vaccinato, in un contesto misto, palesemente misto, non è semplice. A volte non è nemmeno compreso dalle autorità scolastiche o dai genitori. Fase molto molto impegnativa, speriamo nelle prossime giornate in un rallentamento epidemico. E poi c'è la situazione epidemiologica in provincia che non dà cenni di arretramento. Oggi, per l'effetto cumulativo dei dati raccolti fra domenica e lunedì e il rallentamento della processazione dei tamponi nella giornata festiva, il bollettino di azienda zero ha evidenziato il record storico di nuovi contagi in 24 ore, 951, dato che porta a 8.160 il numero degli attualmente positivi in provincia. Per avere contezza della situazione bisogna però fare riferimento all'incidenza settimanale. Attualmente Belluno e il Veneto viaggiano attorno ai 2.000 casi su 100.000 abitanti, cioè 40 volte tanto il limite fissato dalle autorità sanitarie nazionali, che è di 50 casi su 100.000 abitanti. Questo comporta ovviamente un enorme numero di tamponi, perché i casi, quando entrano nella condizione di caso, cioè di soggetto positivo, poi ne devono uscire con un tampone.
c'è un po' di alone sui contatti conviventi o contatti stretti. Fortemente potenziata l'offerta dei tamponi, ma mai come in questo momento è richiesta un'autogestione responsabile da parte dei cittadini. Siamo chiamati a dare in qualche modo il meglio di noi stessi, anche nei comportamenti individuali. Se devo scegliere di mangiare la pizza insieme con 20 amici, è meglio che lo faccia fra un mese. Adesso ci occupiamo di Ideal Standard. Sono 3 le proposte industriali presentate dall'advisor che sta conducendo una ricognizione sul processo di reindustrializzazione e di tutela occupazionale di Ideal Standard, concordato tra la stessa azienda e le parti sindacali. Il prossimo 27 gennaio in Regione avrà luogo un incontro istituzionale d'intesa con il Mise finalizzato all'avvio della fase di disamina delle proposte formalizzate. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Luca Zaia e dall'assessore al lavoro Elena Donazzan, che gestisce il tavolo della propria unità di crisi aziendali. Una novità: è stato aggiornato il piano regionale antincendi boschivi. L'assessore Bottacino ha detto è la migliore strategia per contrastare il fenomeno. Sono i primi mesi dell'anno quelli considerati maggiormente a rischio per gli incendi boschivi. Previsione, prevenzione e lotta attiva sono le parole d'ordine della strategia messa in campo dalla Regione del Veneto, che, numeri alla mano, è valsa la riduzione del 50% dei roghi. Noi ci siamo strutturati adeguatamente, come con i nostri uomini, con i volontari della protezione civile specializzati su questo fronte, con anche i mezzi aerei, penso agli elicotteri, e con un sistema di allertamento assolutamente efficace. La settimana scorsa la Regione ha adeguato il proprio piano antincendi boschivi, un piano innovativo a livello nazionale. Uno dei presupposti per poter pianificare il sistema antincendio boschivo è rappresentato dall'analisi delle condizioni che caratterizzano il rischio di insorgenza degli incendi nei boschi. Siamo stati i primi, per esempio, ad utilizzare per la valutazione del rischio le metodologie del sistema cosiddetto canadese, che è il più evoluto a livello mondiale. Il nuovo piano prende in considerazione l'analisi delle modifiche causate dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018, che ha determinato il danneggiamento di molte foreste, principalmente nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza. Il monitoraggio e lo studio scientifico del fenomeno ha consentito di evidenziare che più del 50% degli incendi hanno origine dolosa o colposa, comunque sempre relativi all'attività dell'uomo. L'invito è quello di fare particolare attenzione, soprattutto nelle giornate in cui il rischio è rilevante, di non lasciare fuochi accesi, di non buttare le sigarette, di non innescare insomma possibilità di incendi. I controlli ci sono e sono stati intensificati, soprattutto dopo Vaia. Dopo Vaia è aumentato il rischio incendi e quindi i controlli vengono effettuati e sono stati anche sanzionate pesantemente delle persone, perché ovviamente siamo nel penale, quindi insomma quando si prende una condanna penale non è mai piacevole. Quindi attenzione, massima attenzione, e attenzione anche al rischio di essere beccati. Prima di chiudere, uno sguardo al meteo. Noi intanto ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul nostro territorio, ma anche molta nebbia in alcune zone. Vediamo dove nel dettaglio di mercoledì 19 gennaio. Sul Veneto tempo stabile ovunque, non sono attese piogge. Cielo in prevalenza sereno sulle zone montane e pedemontane. Nuvoloso invece per nubi basse con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, sul resto della pianura. Spesso saranno fitte e persistenti, specie lo vedete nel Padovano, sul Veronese e sul Rodigino. Altrove invece maggiori schiarite. Temperature in lieve calo, minime tra -5 e 1 grado, massime comprese invece tra i 4 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo inizialmente qualche addensamento sulle aree pianeggianti, ma a seguire più sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo, come vediamo, un ampio soleggiamento. Il cielo in questo caso sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime infine sui 7 gradi.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.